Il circolo Interclub di Raffadali, presieduto dal professore Luigi Costanza, in collaborazione con l'ADR, Associazione Donatori di Sangue, ha organizzato ieri, domenica, il 19° torneo di biliardo che ha visto la partecipazione di tanti giocatori. Questo è il 19° torneo di biliardo organizzato con la collaborazione del circolo Interclub di Raffadali, il circolo più antico della Sicilia, e l'Associazione Donatori Sangue. Questa manifestazione, giunta alla 19° edizione, è la testimonianza che un binomio vincente come il Circolo Interclub e l'Associazione Donatori porta avanti, ripeto, per divulgare sempre più l'idea della donazione del sangue. I partecipanti al torneo, sotto il coordinamento di Giuseppe Consiglio, iniziato nel mese di dicembre, è stato diviso in categorie, alle quali hanno partecipato giocatori non solo di Raffadali, ma dei paesi limitrofi, molti dei quali in passato hanno disputato tornei regionali e anche nazionali. Pratico questo sport da più di 25 anni. Sono arrivato fortunatamente primo, ho giocato discretamente, bisogna buttare giù i birilli con la palla avversaria. La propria non deve mai farli cadere, altrimenti vanno tutti i punti all'avversario. Ci sono vari punteggi in base alle specialità, se 5 birilli il birillo bianco vale 2, il rosso vale 8, se cade da solo, cioè il birillo rosso vale 4, se cade da solo 10, o alla goriziana i birilli esterni bianchi valgono 2, l'interno 8 e il rosso 10, se cade da solo 30. Per la seconda categoria la vincita è andata al geologo Paolo Vizzì, che in finale ha battuto Enzo Caruso. La finale più attesa è stata quella di prima categoria, che ha messo di fronte dei mostri sacri del Panno Verde, Alaimo Piero di Racalmuto e il concittadino Vincenzo Casodino. La finale, arbitrata magistralmente dall'ottimo arbitro Vincenzo Casà, è disputata sulle due partite, una all'italiana e una goriziana. Ha visto primeggiare Alaimo Piero, che ha vinto con un secco 2-0. Alla fine il presidente Costanza ha premiato i finalisti con delle targhe e un montepremio. Hanno partecipato, il torneo era stato diviso in 3 categorie diciamo master, poi la categoria B e la categoria C. Hanno partecipato oltre 36 giocatori provenienti da tutta la provincia di Agrigento. Al termine della serata non poteva mancare come consuetudine un ottimo rinfresco offerto non solo ai soci del circolo ma anche al numeroso pubblico proveniente da fuori.